Parliamo di tifosi del Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorare e puntare sempre più in alto, e oggi vi parliamo di un giovane promettente che potrebbe diventare un giocatore fondamentale nella prossima stagione, Antonio Vergara. Prima di entrare nel dettaglio, vi invito a mettere mi piace a questo video e ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del nostro Napoli. Il Napoli è un club che guarda sempre al futuro e, con l'arrivo di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis ha iniziato un nuovo ciclo. Anche se molti giocatori affermati sono già arrivati in squadra, il club continua a monitorare la crescita di talenti come Antonio Vergara, che potrebbe essere uno dei titolari del futuro. Nato a Frattaminore 21 anni fa, Vergara è cresciuto nelle giovanili del Napoli e ha sempre coltivato il sogno di vestire la maglia azzurra. Le sue qualità sono state subito evidenti, segnando diversi gol con la primavera del Napoli. Il percorso di Vergara è stato quello di molti giovani talenti italiani, con esperienze crescenti nelle categorie inferiori. 2 anni fa, il suo primo prestito è stato alla Pro Vercelli, in Serie C. Qui il giovane centrocampista ha dimostrato subito il suo valore, giocando 34 partite e contribuendo con 3 gol e 4 assist. Il suo talento e la sua determinazione hanno convinto il Napoli a mandarlo in Serie B con la Reggiana per continuare la sua crescita. Purtroppo, il suo primo anno è stato funestato da un grave infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori gioco per gran parte della stagione. Ma Vergara non si è mai arreso, quest'anno è tornato più forte di prima, dimostrando il suo talento con 2 gol decisivi ad agosto, che gli sono valsi il titolo di miglior giocatore del mese per i tifosi granata. Ora, con il Napoli che guarda al futuro, Vergara sembra essere uno dei prospetti più interessanti per la prossima stagione. Antonio Conte potrebbe già avergli messo gli occhi addosso, pronto a integrarlo nel suo progetto tecnico. Cosa ne pensate di Antonio Vergara? Siete curiosi di vederlo in maglia azzurra? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E, come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna notizia sul nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!